Cessata l'allerta neve, il Tigullio è circondato da una corona di vette innevate, sino a 30 cm il manto in Val d'Aveto, adesso qualche ora di tregua prima di una nuova perturbazione attesa per venerdì. Con l'appalto di Aprica, Arapallo e Zoagli, A2A Ambiente entra nel mercato ligure dei rifiuti. L'obiettivo, una gestione circolare dalla raccolta alla produzione di energia. I giovani sono lievito di pace nel mondo contro muri e nazionalismi, così il Papa all'udienza di oggi ripercorrendo le tappe della 34esima giornata mondiale della gioventù di Panama. La dolcezza ottiene più della rabbia, dell'ostilità e del contrasto, è l'esempio di San Francesco di Sales che il vescovo ha chiesto di seguire durante la messa celebrata per i sordi del Tigullio. Virtus Entella è eliminata dalla Coppa Italia di Serie C, a Chiavari la Carrarese vince 4-3, sotto di 4 reti i biancocelesti recuperano sino a sfiorare l'impresa, ottimo gioco dei giovani all'esordio. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio. Oggi è cessata alle 18 l'allerta meteo per neve. La cartolina del Tigullio al tramonto quest'oggi è stata davvero suggestiva. Il sole è tornato per un attimo a fare capolino tra le nuvole e ha rischiarato un panorama contornato da tante vette imbiancate. Le precipitazioni nevose si sono concentrate soprattutto sul centro levante. Adesso, dopo una breve tregua, domani già in serata potrebbero tornare a scendere pioggia e neve, con fenomeni che potrebbero verificarsi anche nella giornata di venerdì. Ma facciamo il punto nel primo servizio con Cristina Oneto. È stata la zona di centro levante ad essere maggiormente interessata dalla perturbazione di fine gennaio, un colpo di coda significativo in un mese iniziato sotto i migliori auspici, con giornate miti e serene. I fiocchi hanno imbiancato le vallate alle spalle di Genova, la Val d'Aveto, la Val Fontana Buona e l'Alta Val di Vara. Qui il nivometro di Scurtabò, nel comune di Varese Ligure, alle 12.30 segnava un accumulo di 10 cm, a Cuccarello di Sesta Godano 12 cm. Un po' di neve anche in alcune zone dell'entroterra savonese, mentre lungo la costa è stata la pioggia debole la protagonista. Le temperature si sono mantenute basse, ma non hanno consentito la trasformazione della pioggia in neve, anche per l'assenza di rovesci nevosi. Alle 12.30 la stazione di Genova centro funzionale segnalava 3,9 gradi, a Savona l'Istituto Nautico 5,6, ad Imperia l'Osservatorio Meteosismico 5,6, alla Spezia 3,6, a Chiavari 3,5. Alle 18 è cessato l'allerta neve, anche se quella che stiamo vivendo in queste ore sembrerebbe solo una tregua. Le precipitazioni si sono concentrate più sul centro levante, alle spalle di Genova, in particolare la Valle Scrivia, ma nell'entroterra appunto del Levante. Dal pomeriggio è attesa una lenta attenuazione delle precipitazioni e a seguire una tregua con un miglioramento che però sarà soltanto temporaneo. Infatti da domani pomeriggio avremo un nuovo peggioramento con deboli precipitazioni diffuse, più probabili ancora sul centro levante. In serata si prevedono spolverate nevose appunto sull'entroterra del Levante, sulle zone interne della parte di centro levante della nostra regione, con una quota neve di 400-600 metri. Venerdì avremo ancora precipitazioni diffuse, tornerà anche la pioggia in modo significativo, ma tutte le valutazioni ulteriori verranno effettuate nella giornata di domani. Andiamo ora nello specifico. In mattinata i fiocchi bianchi sono scesi un po' ovunque nelle zone interne del territorio. In Val Fontana Buona, dove tuttavia già dal pomeriggio si è ripristinata una situazione di normalità. Anche in Val Graveglia, dove la neve si è fermata oltre la località Pian di Fieno. Qui il comune ha provveduto allo sgombero delle strade e allo spargimento del sale. In Valle Sturla, imbiancate le cime alle spalle di Mezzanego e Borzonasca. E poi in Val d'Aveto, dove si sono registrate le nevicate più significative. Gli operatori turistici sperano di poter dare avvio in modo completo alla stagione sciistica. Ancora Cristina Oneto. I giorni della merla non hanno tradito gli operatori commerciali turistici della Val d'Aveto. Con il calo delle temperature è arrivata anche la prima, e si spera non ultima, nevicata consistente dell'inverno, che altro non attende per poter dare il via definitivo alla stagione sciistica. Per tutta la giornata neve asciutta e farinosa si è adagiata sul suggestivo paesaggio montano, rendendolo ancor più attraente. Tra i 20 e i 30 centimetri il manto accumulato dal centro del paese sino al Monte Bue, senza creare alcun disagio se non qualche semplice provvedimento preventivo. Le strade sono tutte percorribili con gli spazzaneve, lo spargisale vengono pulite tutte, sia quelle statali, città metropolitane, comunali.
Oggi c'era l'allerta arancione, quindi le scuole sono rimaste chiuse. Chiuse, sì, le abbiamo chiuse per precauzione, anche se noi siamo abituati a girare con questo tempo, con questa neve, però per precauzione sono state chiuse. Da domani si ritorna a scuola. Domani si ritorna a scuola. Gli operatori degli impianti sorridono e auspicano che questa sia solo l'anteprima di uno spettacolo ancora tutto da vedere. Ogni fiocco per noi è come se cadesse oro, ovviamente. Eravamo già aperti parzialmente con impianti del Prato Cipolla, che è una sciovia col baby camp. Adesso con questa speriamo di riuscire ad aprire tutto comprensorio, che non sarebbe male per i nostri clienti, anche della Riviera, che ci vogliono raggiungere e godersi una bella giornata di sci sui Monti Liguri. Poco prima della fine dell'anno c'è stata una mezza promessa anche sugli impianti di innevamento artificiali. Per voi che cosa rappresenterebbe questa possibilità? Beh, sicuramente in un'ottica di uno sci moderno, di una stazione invernale moderna. Oggigiorno anche sulle Alpi vediamo che purtroppo il innevamento artificiale ne fanno i conti un po' tutti, dalle Dolomiti arrivare alla Val d'Aosta, addirittura a Livigno, posti che fino a 20 anni fa era impossibile pensare, si sono adeguati, e sugli Appennini ovviamente è importante perché è un'integrazione alla neve naturale che dà la possibilità comunque di una garanzia neve che permette un'organizzazione diversa dalla stagione invernale. Per la cronaca, le indagini dei carabinieri forestali sull'incendio divampato ieri pomeriggio sul monte di Portofino hanno portato all'identificazione di un uomo di 74 anni. Si tratta di un escursionista milanese che aveva acceso il fuoco per eliminare dei fazzoletti di carta e ne ha poi perso il controllo a causa del vento e della secchezza della vegetazione. L'uomo è stato denunciato. Adesso andiamo a Rapallo, dove proprio in questi minuti è in corso un incontro al Hotel Italia, un incontro dedicato agli operatori commerciali che sono stati colpiti dalla mareggiata di fine ottobre 2018. Un incontro che è stato voluto tra gli altri da Nadia Molinaris del Circolo della Pulce e responsabile anche dell'iniziativa Il Tigullio Non Molla, che in questo momento è in collegamento telefonico in diretta. Buonasera. Pronto? Ecco, le volevamo chiedere, in questo momento l'incontro, dicevamo, è in corso, era dedicato agli operatori commerciali colpiti dalla mareggiata. Quali sono le istanze che in questo momento vengono portate per poter affrontare la situazione? Allora, direi che si sta affrontando questa riunione in modo molto aperto, molto concreto, con persone molto esperte che hanno messo a disposizione oltre alle loro aziende, anche tutta la loro esperienza proprio per dare degli aiuti concreti. Siamo qua a circa una quarantina di attività di quelle danneggiate che hanno aderito e sono presenti, più diciamo che ci sono altre 10 aziende e professionisti invece che si sono messi a disposizione per aiutare in modo concreto o con la propria attività o con la propria esperienza chi ha avuto i danni. Quindi sta andando benissimo. Stiamo, direi, parlando, forse andrà ancora più per le lunghe di quanto era previsto, perché è diventato uno scambiarsi di informazioni concrete per gli aiuti veramente valido. Non da ultimo l'assessore al bilancio ha spiegato come si fa ad accedere a risparmiare il 75% sul suolo pubblico e quindi tutti gli altri aiuti, ma le cose concrete che possiamo fare oggi. Domani, ultimo giorno del mese, come è andata l'iniziativa Il Tigullio Non Molla e a che cifra anche siete arrivati? Allora, suppongo, perché non so chi verserà ancora e tutto quanto, questa prima fase, perché poi continua la seconda fase che finirà il 1° maggio, quindi la raccolta continua. Questa prima fase penso che si concluderà intorno ai 25.000 euro. Ci sarà una riunione il 12 a Genova con il dottore Odone, proprio che è il garante e l'intestatario del conto, per definire a chi andranno i soldi e come saranno ripartiti, e già il 13 e il 14 verranno consegnati nelle mani delle persone che andremo a dare in base ai danni subiti, insomma. Certo. Benissimo, grazie Nadia Molinaris. Buon lavoro, buon proseguimento di incontro. Ringrazio voi e scusate, ma sono dovuta uscire dalla riunione per poter parlare, quindi ero un attimino così di corsa. La ringraziamo naturalmente per la disponibilità e noi restiamo a Rapallo e a Zoagli. Come sapete sta per iniziare il nuovo servizio di pulizia della città, raccolta e smaltimento dei rifiuti in appalto ad Aprica, società del gruppo A2A, è la prima multi-utility italiana. Per i cittadini le novità saranno molte e saranno introdotte gradualmente nel corso di tutto il 2019. Oggi vi spieghiamo chi sono i nuovi gestori e come operano in questo settore.
Con l'avvio venerdì del nuovo appalto di Aprica, che si occuperà di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti Rapallo e Zoagli, A2A Ambiente entra di fatto nel mercato ligure. L'azienda, partecipata dai comuni di Milano e Brescia, è la prima multi-utility italiana con un fatturato di quasi 6 miliardi di euro. A Rapallo e Zoagli si parte con la pulizia della città, si prosegue con il porta a porta per le utenze non domestiche e si inizierà con i primi nuovi contenitori per farmaci, oli vegetali, pile, deiezioni. Poi la collocazione dei nuovi cassonetti è passata l'estate l'introduzione della scheda per il conferimento dei rifiuti, una rivoluzione con Steward per il controllo del corretto utilizzo, un ecovan per i ritiri a casa di piccoli elettrodomestici e un numero verde per i cittadini. I dipendenti dell'ex Aimeri, ora Energetica Ambiente, verranno tutti assunti in queste ore. Rapallo è una città non grande ma con una difficoltà in più, che è la stagionalità del turismo. Noi serviamo un paio di altre città che hanno caratteristiche simili, con una forte stagionalità turistica, quindi un po' di esperienza ce l'abbiamo. Prima di arrivare al porta a porta vogliamo fare una progettazione accurata, conoscendo bene il territorio. Per quello inizieremo col porta a porta solo sulle non domestiche, e sulle domestiche ci vorrà qualche mese perché vogliamo fare un inizio corretto. E stiamo allestendo una sede operativa in via San Pietro, dove ci saranno i nostri mezzi, gli uomini, gli uffici e il deposito dei materiali. A2A in questo momento entra in Liguria con l'obiettivo di espandersi sul territorio. Ora è presente in Lombardia, Piemonte e altre regioni con la logica dell'economia circolare, ovvero del trarre valore dai rifiuti con impianti di riciclo e di termovalorizzazione. Stiamo partecipando, quindi abbiamo già presentato offerta nel comune di Recco, speriamo di aggiudicarci anche questo comune, e sappiamo che fra poche settimane o qualche mese uscirà anche la gara di Santa Margherita. La Liguria utilizza ancora come forma di conferimento finale dei rifiuti indifferenziati alcune discariche, e quando si parla di economia circolare non c'è niente di meno circolare di una discarica, quindi sicuramente recuperare i rifiuti sotto forma di nuova energia elettrica o calore è un procedimento virtuoso. Poi individuare il territorio dove realizzare un impianto del genere è tutt'altra storia, naturalmente. Al momento avete progetti in questo senso in Liguria? No, al momento no. In merito alla cancellazione dall'anagrafe di Rapallo di alcuni migranti ospiti nel centro di accoglienza cittadino, questa mattina si è svolto un incontro in comune. L'amministrazione, rappresentata dal sindaco, dal vice sindaco, dal presidente del consiglio comunale e dal consigliere delegato all'anagrafe, ha ricevuto il direttore della Migrantes diocesana, don Giuseppe Culoma, e il parroco della Basilica Rappallese, don Stefano Curotto. È in corso una verifica, spiega don Culoma, per comprendere come sia stato possibile giungere a questa spiacevole situazione, e allo stesso tempo stiamo lavorando insieme agli uffici comunali per trovare una soluzione. L'obiettivo è quello di non vanificare un modello di accoglienza e di integrazione che sino ad oggi ha funzionato molto bene. Ripartono a Chiavari gli interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Dopo Corso Dante, anche i vecchi lampioni di Corso Garibaldi saranno sostituiti con impianti a LED. Gli operai hanno posizionato 21 bracci su pali già esistenti, muniti di lampade a LED da 70 watt. Grazie a questa operazione il Comune risparmierà in totale una cifra pari a 8.500 euro. Prossimamente saranno oggetto di intervento anche le lanterne posizionate sotto i portici. Per aumentare i risparmi in termini di spesa corrente e di kilowattora, è in corso una gara pubblica da 800.000 euro a base d'asta per l'installazione di lampioni a LED in altre vie della città. Infine sono in corso anche i lavori per il rifacimento e la messa in sicurezza del marciapiede lato fiume di via San Francesco, e così altri lavori di rimozione delle barriere architettoniche. Anche in questo caso vedete le immagini. Andiamo ora a Sesti Levante, dove l'opposizione chiede la ricostituzione della Commissione per la tutela della baia di Portobello. L'obiettivo è di garantire un percorso di ascolto e di condivisione con i soggetti interessati, come associazioni e operatori economici, prima di prendere decisioni relative al futuro assetto della zona colpita dalla mareggiata di fine ottobre. Lo chiedono in una mozione i consiglieri Giampaolo Benedetti, Marco Conti, Albino Armanino, Paolo Smeraldi e Giancarlo Stagnaro. L'opposizione chiede di ripetere l'esperienza della Commissione del 2010, che riuscì a predisporre un documento di indirizzi e a creare un equilibrio tra i vari interessi in campo. E Marco Conti, il consigliere di opposizione a Sesti Levante, ha presentato un'interrogazione al sindaco chiedendo lumi sul rinnovo in proroga della concessione demaniale ai gestori della spiaggia dell'Ottagono. La subconcessione infatti è stata prorogata più volte e per la stagione 2019 Conti chiede quali siano le decisioni intraprese. Inoltre, siccome la zona è interessata da un evidente fenomeno di erosione marina, il consigliere chiede quali siano i siti degli studi posti in essere in questi anni.
Ora siamo all'informazione religiosa. All'udienza generale di questa mattina il Papa ha ripercorso le tappe della recente visita a Panama in occasione della 34esima giornata mondiale della gioventù. Finché ci saranno nuove generazioni capaci di dire eccomi a Dio, ci sarà futuro per il mondo, ha spiegato Francesco. Ascoltiamo. Per Papa Francesco i 6 giorni vissuti a Panama sono stati contagiati e amalgamati dalla presenza gioiosa dei giovani, un segno per Panama e per tutta l'America centrale, segnata da tanti drammi e bisognosa di speranza, di pace e di giustizia. Di più, i giovani sono un segno profetico per tutta l'umanità, spiega Francesco. Un segno controcorrente rispetto alla triste tendenza odierna ai nazionalismi conflittuali che alzano dei muri e si chiudono alla universalità, all'incontro fra i popoli. È un segno che i giovani cristiani sono nel mondo lievito di pace. Il pontefice enumera con emozione le tappe della giornata mondiale della gioventù, sottolinea la presenza di tanti bambini, dopodiché ricorda l'indicazione lasciata ai giovani, seguire l'esempio di Maria. A loro ho proposto Maria come colei che, nella sua piccolezza, più di ogni altro ha influito sulla storia del mondo. L'abbiamo chiamata la influencer di Dio. Nel suo fiat si sono rispecchiate le belle e forti testimonianze di alcuni giovani. Infine, Francesco parla nuovamente ai ragazzi chiamandoli a vivere il Vangelo nell'oggi. I giovani, dice, non sono il domani, sono l'oggi per il domani, sono l'adesso della Chiesa e del mondo. Io ho fatto appello alla responsabilità degli adulti perché non manchino alle nuove generazioni istruzione, lavoro, comunità e famiglia. E questo è chiave in questo momento nel mondo perché queste cose mancano. Istruzione, cioè educazione, lavoro, quanti giovani senza, comunità, che si sentano accolti in famiglia, nella società. Ora veniamo in diocesi, vivere con un atteggiamento di dolcezza e di bontà, seguendo l'esempio di San Francesco di Sales. È l'invito formulato dal Vescovo per i sordi del Tigullio, con cui ha celebrato la messa in occasione della ricorrenza del patrono. Vediamo. Con la dolcezza e la mitezza si ottiene più di quanto si possa fare con la rabbia, l'ostilità e il contrasto. È l'esempio di San Francesco di Sales, vissuto a cavallo tra 5 e 600 e che il Vescovo di Chiavari, nella messa per i sordi del territorio, ha presentato come riferimento a cui aspirare. Siamo in un tempo in cui sembra che bisogna essere duri, aspri nei nostri rapporti. Sembra che questo atteggiamento debba essere l'atteggiamento che fa affrontare le difficoltà, considerando spesso gli altri come nemici, come intrusi, come persone che nella nostra vita danno fastidio. Invece San Francesco di Sales ci insegna esattamente l'opposto. San Francesco di Sales, ha proseguito il Vescovo, insegnò il Vangelo ad un giovane sordo in un'epoca in cui i disabili erano esclusi, restituendogli una vita dignitosa e forte, di qui l'invito conclusivo. A farci anche noi discepoli in questo modo, cioè a dedicarci a chi ha bisogno, a incontrare il mio prossimo, come chiede Gesù. La messa è stata come sempre partecipata dai sordi del territorio e dalle loro famiglie che hanno potuto seguire la celebrazione nella lingua dei segni. Abbiamo anche invitato per questa occasione il coro Mani Bianche Chiavari Tigullio, anzi anche Liguria, un coro che sicuramente darà molta emozione a noi persone sorde ma anche agli udenti per far capire che cosa significa essere sordi, e questa è per noi la festa importante. Novità per il 2019 infine per le attività culturali promosse per i sordi. Verrà a Chiavari il 2 marzo, sabato 2 marzo, il professor Daverio che farà una conferenza sulla pittura ligure del 600 e la cosa importante è che questa conferenza sarà in lingua dei segni. Domani sera alle ore 21 nella chiesa di San Marziano di Carasco si terrà la veglia per la vita. Il momento di preghiera sarà presieduto dal Vescovo che al termine benedirà tutte le mamme in attesa.
È stato aggiudicato dal Banco Alimentare il finanziamento di 100.000 euro da destinare alla raccolta di generi alimentari in eccedenza e alla ridistribuzione a famiglie e individui in stato di grave indigenza ed emarginazione sociale. Le risorse sono state assegnate in base alla formazione di una graduatoria tra gli enti che hanno fatto domanda. Nel 2018 il Banco Alimentare ha raccolto e distribuito 1.980 tonnellate di generi alimentari per un valore stimato di circa 4 milioni di euro a 394 strutture caritative che aiutano oltre 50.000 persone bisognose. Distribuite anche circa 70.000 porzioni di piatti cucinati e non consumati. Questi dati, ha dichiarato la vicepresidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, restituiscono la fotografia di un incremento delle situazioni di povertà e indigenza sul nostro territorio. Per questo, aggiunge, la Regione ha rinnovato l'impegno nel sostegno alla raccolta e alla distribuzione dei generi alimentari e nel contrasto allo spreco, questo per rispondere ai bisogni delle famiglie in difficoltà e dei soggetti più fragili. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace, vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per domani, poi ci ritroviamo con lo sport. Open Day al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno, scuola aperta dalle 8:20 alle 12:20 e dalle 13:20 alle 16:20. Si potrà così prendere contatto con i corsi di operatore meccanico, elettrico e del legno. Alle 9:30 all'Auditorium in Campodonico di Lavagna si terrà un breve percorso cinematografico selezionato e presentato da Daniele Lazzarin in occasione della Giornata della Memoria. Il titolo della mattinata: Il valore della dignità dell'uomo. Ultimo giorno di apertura per la mostra fotografica sulla storia dell'emigrazione in Val Bormida. L'esposizione è all'ingresso del Teatro Comunale in Piazza della Vittoria a Cairo Montenotte, l'orario dalle 15 alle 18. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo, alle 16 nei locali di Villa Quairolo. Luciano Malusa tratterà il tema La storia dell'Europa come continente di migrazioni, dalle invasioni barbariche al Medioevo. Alle 16:30 nella biblioteca Casetta Burchi di Bogliasco, letture piccoline a cura di Dario Apicella, riservate ai bambini dai 2 ai 5 anni accompagnati da un adulto. È necessario prenotare. Liberia alla scoperta delle problematiche del sud del mondo è il titolo dell'incontro in programma alle 16:30 nella Biblioteca Vago di Santa Margherita Ligure. A parlarne Silvia Poggioli, capo progetto AIFO in Liberia. E infine alle ore 21 al Teatro Comunale di Sori, dialogo tra il musicista jazz Enrico Rava e il trombettista Massimo Donà. Il punto di partenza sarà il libro Incontri con musicisti straordinari di Rava. Ed eccoci così allo sport, iniziamo dal calcio, parliamo della Coppa Italia di Serie C. La Virtus Entella oggi al Comunale è stata sconfitta 4-3 dalla Carrarese, dunque eliminata al secondo turno, ma è stata un'ottima prestazione soprattutto da parte dei giovani esordienti, alcuni di questi sono andati anche in rete. Sentiamo le interviste a fine gara. Tanti giovani, età media molto bassa, e non era scontata la reazione che hanno avuto i ragazzi, proprio per la poca esperienza che i giocatori avevano a livello ovviamente di partite giocate contro un avversario forte e vero. Ho visto i ragazzi fino primo tempo con la testa giù e ci siamo inventati qualcosa, nel senso che dovevamo tirarli un po' su e ci siamo inventati un'arrabbiatura che poi è stata vera, perché non mi andava di perdere in quel modo. Ho detto che si può perdere, le partite si possono anche perdere, ma si deve perdere uscendo dal campo a testa alta. Loro mi hanno preso in parola e sono contentissimo di questo. Già dai primi minuti si vedeva che l'atteggiamento era cambiato, vuoi anche perché loro sul 4-0 hanno un po' mollato, però alla fine ci stava scappando il pareggio. Sono contento per i ragazzi perché tanti giovani che hanno fatto bene, ragazzi che ancora non sono pronti fisicamente, sicuramente per l'età, per il lavoro che fanno ed è giusto che sia così, hanno grandi margini di crescita, tanti 2001 oggi, quindi sono contento per loro perché non meritavano una sconfitta sonora, è una sconfitta onorevole questa, che ci fa anche pensare a quello che è il lavoro che dovremmo fare. E quindi sono contentissimo della prestazione della squadra. La sensazione era che se la gara fosse durata altri 5 minuti veramente poteva succedere l'incredibile. Sì, l'avete avuto anche voi? Sì, ha fatto una grande parata il portiere sul tiro di Petrovic e se fosse entrato magari la partita non sarebbe finita così. Ecco, stai facendo una grande stagione, tanti gol nel campionato Berretti, come ti trovi in questa squadra? Sono tanti anni che indossi la maglia dell'Entella. Io sono 4 anni che indosso la maglia dell'Entella e mi trovo molto bene con la mia squadra. Esordire tra i grandi e far gol è un'emozione grandissima. E ora con immagini e interviste torniamo sulla netta vittoria della BIC Genova contro il Rimini Sport Italia. Stiamo parlando del campionato di Serie B di basket in carrozzina. Vediamo.
La vittoria contro Rimini porta uno sprazzo di luce in casa della BIC Genova di basket in carrozzina. Sul parquet dell'Acquarone di Chiavari la squadra ha vinto 69-40, rafforzando il secondo posto nella classifica di Serie B. Tuttavia non è una stagione facile. Purtroppo abbiamo avuto all'inizio dell'anno 2 ragazzi che, bontà loro e bontà nostra, sono andati a giocare in Serie A, quindi siamo rimasti a ranghi ridotti e comunque con 2 pedine in meno che erano di tutto rispetto, però comunque ce la stiamo cavando bene, siamo secondi dietro a Parma con cui abbiamo perso di soli 6 punti la settimana scorsa. Lo stiamo facendo bene pur comunque essendo a ranghi ridotti, ancora grazie che abbiamo tesserato 3 ragazzini di Vicenza che ci vengono a dare una mano numericamente e a livello tecnico. In campo i più anziani sono chiamati a giocare l'intero match e per il momento i risultati arrivano. La BIC Genova ha giocato per anni ai vertici di B e ha militato in A1, un'esperienza che ha permesso di formare atleti che oggi giocano nella massima serie e in nazionale. La società cerca nuovi tesserati, mentre viene confermato il campo dell'Acquarone quale punto di riferimento per tutte le attività. Noi dobbiamo sempre ringraziare il villaggio del ragazzo, l'Acquarone e Giuseppe Grigoni, perché ci dà la possibilità insieme alla Danarita di sfruttare gli spazi dell'Acquarone che sono accessibili, facciamo qui gli allenamenti e le partite, quindi abbiamo trovato sicuramente una sede importante. Certo, per noi la squadra è di Genova, per noi che siamo del Tigullio finalmente dopo tanti anni giochiamo veramente in casa. Per gli altri ragazzi devono venire ogni volta col furgone agli allenamenti, alle partite, però diciamo che l'ambiente, il posto merita davvero. È un palazzetto di grande importanza, Chiavari è una città importante, quindi siamo contenti e soddisfatti di poter giocare qua. Prima di chiudere una notizia di servizio, ricordiamo che a Rapallo è stato istituito un senso unico alternato sulla provinciale 31 di San Martino di Noceto. La viabilità è regolata con un semaforo mobile in funzione continuativamente da oggi sino al 28 febbraio. Nel tratto vengono eseguiti i lavori di consolidamento dei cigli stradali, si tratta di un'ordinanza della città metropolitana, l'intervento viene eseguito dalla ditta Teas SRL di Sestri Levanti. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo. In questa puntata incontreremo padre Federico Trinchero dei Padri Carmelitani che sono attivi da anni in Repubblica Centroafricana. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.